Ciao ragazzi, oggi sono in un'officina meccanica. Perché? Perché qui a Buttapietra questi due amici, Emiliano ed Enrico, hanno messo a punto un sistema di contrasto al Covid-19. Un'invenzione veramente innovativa, simpatica e all'avanguardia. Perché loro, per combattere, per contrastare il Covid-19, si sono affidati ai pinguini. Ma che cos'è questo penguin? È una piantana che abbiamo pensato di fare, piantana quelle come classico dispenser gel, no? Per le mani, soltanto che pensavamo che ci potesse essere di più dietro una piantana, cioè un qualcosa di complemento d'arredo se vogliamo. Perché no? Rendere bello uno strumento che è solamente di utilizzo. E da qui è nato un qualcosa di diverso. Ma non è soltanto un elemento d'arredo, ci sono delle cose quasi fantascientifiche in quello che comunque è un dispenser. Beh, dal punto di vista tecnico abbiamo inserito la misura della temperatura e questo ci ha dato un grande vantaggio rispetto a tutto quello che c'è sul mercato, perché siamo riusciti a identificare due prodotti specifici, il Penguin che misura la temperatura del polso e il Penguin che misura la temperatura della fronte. La caratteristica del modello Evo è quello di riuscire a fare una misurazione al polso, no? Che è comunque attendibile. Ora, in questo caso abbiamo un sensore di presenza, io erogo la mia soluzione, nel frattempo che mi lavo le mani questo mi dà il responso, in questo caso sotto i 37 gradi e mezzo, quindi perché è tarato su 37,5. Esatto. Nel frattempo, tra un'erogazione e l'altra, parte questa luce lampada UVC, viola. esatto, una lampada UVC che va a sanificare la zona di erogazione, quindi lo rende praticamente... Quindi ogni utenza è igienizzata. Sì, ogni qualvolta dovesse toccare qualcuno è a posto. Questo è il modello ET, si differenzia dall'altro perché la temperatura non viene presa nel polso ma viene presa nella fronte e infatti il suo funzionamento è questo. Si avvicina e qui è già scattata la luce. Luce verde. Luce verde, quindi ok. E la particolarità che abbiamo, questo ricorda sempre un prototipo, ma ne abbiamo già mandati in giro per il mondo più di uno, è il fatto che non ha, cioè rispetta la privacy, perché semplicemente è una misurazione di temperatura, non significa essere ripresi, per così dire. Non c'è la telecamera. Non c'è la telecamera. Questo discorso, primo, lo fa costare meno di uno che ha la telecamera. Seconda cosa, dal momento che non serve, perché ogni qualvolta, ricordiamolo, c'è una telecamera, c'è una potenziale violazione della privacy, questo dispositivo la rispetta in toto. Ma non è solo questo, l'innovazione si sposta anche a livello digitale, perché tutti gli impianti, tutti gli erogatori sono collegati tramite un'app che dice che cosa, Enrico? Dice esattamente, per le persone che hanno aderito al nostro AV Penguin Jumbo Evo Club, dove e come vengono rilevate le temperature nel territorio. Per farci capire, vediamo nel territorio ci sono dislocati tutti i nostri penguin, da lì via wifi vengono trasmessi dei dati a una centrale operativa che è una nostra app, dove noi possiamo rilevare esattamente con certezza quante persone sono entrate in un certo posto, quante sono state rilevate, quante hanno avuto un problema di temperatura e quante non ne hanno avuto. Una certezza che in quel posto, per esempio, l'ambiente è sano e quindi può essere visitato con tranquillità. Se invece ci sono degli alert, Se ci sono degli alert, decido io con tutta la mia massima sicurezza cosa fare, se gestirla, se andarci con le mascherine, se non andarci, o fare qualsiasi altra azione che mi permetta di stare sereno. Ecco, questa per noi è una grande differenza tra una colonnina normalissima e una colonnina tecnologica. ma chi sono Emiliano ed Enrico? Emiliano fa un mestiere molto particolare, fa il piegatore, nel senso che la sua è un'azienda specializzata nella piegatura di lamiere, ma soprattutto è un formatore di questa professione così particolare che richiede comunque un elevato tasso di specializzazione. Pensate che lui è l'unico formatore professionista in Europa. Enrico invece si occupa di tutt'altro, si occupa di automazione, di meccatronica applicata in particolare alla sicurezza. E allora cosa hanno fatto? Hanno deciso di mettere insieme la loro competenza, uno per la parte elettronica, l'altra per la scatola.
la parte della componentistica d'arredo. Ne è uscito il Penguin e sapete quanto è nato tutto? Durante il lockdown. In piena emergenza, smarrimento, non si sapeva bene neanche che cosa stesse succedendo. La prima cosa che ci è venuta in mente è sicuramente non sederci su una sedia e metterci a piangere, quello sicuro, ma trovare un'opportunità anche laddove probabilmente non se ne vedono. E quindi è stato più che altro un'avventura che meriterebbe un libro, perché è un qualcosa di successo in pieno coprifuoco, peraltro rispettato, dove cercavamo il fornitore che avesse il codice Ateco che riusciva a farci la cosa, ma dopo ce la fa il volo, quell'altro non ce la fa e chiude tutto, è stato un disastro, non si è dormito praticamente. Però alla fine... Ma alla fine è successo che siamo riusciti, dopo varie vicissitudini, coinvolgendo poi anche un progettista esterno, ad avere un oggetto difficilmente replicabile, perché poi è molto facile dire io faccio la piantana, ma fare una cosa del genere è un po' diverso, perché poi c'è tutta una linea da mettere in moto, insomma. Galeotto full lockdown, insomma, per questo nuovo sfoggio di un Made in Italy che premia la leggendaria ingegnosità italiana. Assolutamente sì. E Zoom, diciamo, tutte le nostre conferenze le abbiamo fatte su Zoom, è stato progettato su Zoom. Bellissimo. Ma è vero che questi dispositivi vi sono stati poi commissionati in grandi istituzioni sanitarie a livello europeo? Assolutamente sì. Specificatamente questo, il Penguin che noi abbiamo chiamato Evo, è stato venduto all'ospedale di Madrid, il famoso ospedale dove abbiamo visto quello che è successo nel periodo del Covid. In Spagna abbiamo avuto un ottimo riscontro in ambienti come Metropolitana di Barcellona, lo Zoo di Barcellona abbiamo avuto, e poi dei ristoranti. Però la cosa più interessante era proprio quello di far ragionare se effettivamente è necessario per forza avere una persona sempre ferma che fa intanto un lavoro degradante, perché è seduto e non fa altro che guardare quanto controllare la temperatura, eccetera. E anche da un punto di vista, se vogliamo, ambientale, il flacone da 1 litro, da mezzo litro va continuamente cambiato, oltre alla persona che ci va un sacco di plastica che deve essere buttata, mentre la tanica, in questo caso fino anche a 20 litri, abbiamo le taniche, uno ricarica prende il vuoto e lo ricarica di nuovo, quindi è una possibilità di autonomia molto molto elevata. Ma non esistono altri dispositivi del genere in circolazione? No, non esistono assolutamente, non ne abbiamo visti. Esiste la misura della temperatura affiancata al dispenser, però una misura della temperatura contestualmente con l'erogazione del gel non esiste. Infatti l'abbiamo anche brevettata. Mi avete parlato della Spagna, di Tokyo, di un grosso interesse internazionale. E in Italia? Tasto dolente? Sì, assolutamente sì. Perché? Nemo profeta in patria, come si suol dire. Purtroppo in Italia non abbiamo riscosso quel successo che abbiamo riscosso all'estero, perché probabilmente Galeotto il lockdown o qualsiasi altra attività alternativa, purtroppo non siamo riusciti ad entrare nella grande distribuzione e a fare quello che dovevamo fare. Insomma ragazzi, l'emergenza aguzza l'ingegno. Non è mica finita. Ah no? Ogni cosa a suo tempo. Ah, non parlo più. Come questi inventori qua. Ciao ragazzi, ma tornerò a trovarvi, tornerò. Grazie, ciao. Ciao, grazie.